Buon pomeriggio, ben trovati, Sicilia 24 Focus. Natale, gioie e dolori o anche tristezza. L'argomento di oggi è il Christmas Blues. Ma cos'è? Ne parleremo in studio con il nostro ospite, anzi la nostra ospite. Benvenuta, Chiara Moschetto, psicologa. Benvenuta per la prima volta ospite qui da noi su Telecolor. In collegamento per parlare delle gioie, perché con Chiara la psicologa parleremo in qualche modo dei dolori. Invece con loro parleremo delle gioie che portano ai bambini, ma non solo. Salutiamo in collegamento via Skype Alessia Uccello, buon pomeriggio, responsabile nazionale supereroi acrobatici ODV ETS. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. E poi Davide Arcidiacono, che è il vicepresidente di Abbio Catania. Buon pomeriggio a voi. Allora, perché ho messo insieme questi ospiti? Perché il periodo natalizio, che ormai è alle porte, evoca sicuramente immagini di gioia, calore, festa, ma per alcuni non è esattamente così. Per alcuni il periodo natalizio, le feste portano con sé una sorta di malinconia, nota come Christmas Blues, di cui ci parlerà la dottoressa, e chi invece il Natale non lo può festeggiare in famiglia perché sta combattendo contro un determinato male, tanti mali in realtà. Ovviamente il periodo delle feste è ancora diventa ancora più triste, e per questo ci sono i nostri ospiti in collegamento che ci racconteranno cosa fanno per i bambini e non solo. Allora, Chiara Moschetto, abbiamo detto Christmas Blues, ma esattamente che cos'è? Eva, intanto ti ringrazio per avermi invitata oggi pomeriggio qui a parlare di Christmas Blues. Si sente sempre più spesso parlare di Christmas Blues, appunto, ma cos'è, cosa si intende? Per Christmas Blues facciamo riferimento a quello stato emotivo caratterizzato da forte tristezza, da malinconia, da ansia, da angoscia, spesso senso di inadeguatezza. Se dovessimo cercare in internet la definizione di Christmas Blues, ci renderemo subito conto che sbuca fuori la traduzione depressione natalizia. Che però esattamente non è depressione, perché la depressione, chi ce l'ha, anche questa è una malattia seria, ce l'ha tutto l'anno. Il Christmas Blues, la depressione, chiamiamola così, legata al periodo delle feste, poi a gennaio passa, esatto, quindi è transitoria. Esatto, ha proprio carattere di transitorietà. Diciamo un disagio emotivo. Esattamente. Legato proprio alle feste. Esattamente, inizia proprio a ridosso dei preparativi natalizi e si risolve poi subito dopo, mentre il disturbo depressivo maggiore, la depressione, ha un'intensità dei sintomi ben più profonda, ben più intensa appunto, ed è molto più lungo nel tempo. E non è semplicemente una frase da titolo che troviamo in giro sui social, effettivamente questo tipo di disagio emotivo c'è e anche tu lo riscontri in sede di analisi. Esatto, in stanza di terapia addirittura già a partire da ottobre-novembre si inizia a parlare del Natale, è quasi l'argomento centrale dei temi, delle storie che incontro. Perché? Perché il Natale porta con sé un significato simbolico molto forte. Il Natale è unione, il Natale gioia e famiglia, è relazione sana, quella che ci fa stare bene, no? Se dovessimo guardare appunto anche al simbolico stereotipico del Natale, ci renderemo conto che film, pubblicità, spot pubblicitari, serie TV ci propinano questo Natale, ce no? lo Perfetto. Raccontano sicuramente in un modo edulcorato, diciamo così, quando in fondo nella realtà vera, poi durante la cena di Natale, durante i pranzi e durante gli incontri con i parenti, che poi sono quelli momenti più critici, sicuramente ognuno di noi avrà attraversato anche dei momenti critici. Continueremo a parlarne tra poco. Intanto ricordo il numero di telefono al quale potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande, 342 7455 005. Andiamo un attimo dai nostri ospiti, perché stiamo analizzando le criticità legate appunto ai disagi emotivi, quindi parliamo della sfera emotiva, della sfera psichica delle persone, quindi disagi legati al periodo natalizio. Poi c'è invece chi il disagio ce l'ha vero, fisico, cioè anche quello emotivo ovviamente un disagio vero,
diciamo, un altro tipo di disagio fisico e si trova in ospedale. Voi cosa fate? Partiamo con Alessia, la tua associazione Supereroi Acrobatici. Cosa fa e soprattutto come interviene nella nostra realtà siciliana? Non- Alessia probabilmente non ci ha sentito. Perdonatemi, non sento, non è arrivata la domanda, c'è un ritardo e non si sente, e non si Ok, sente. allora ti chiedevo cosa fa la tua associazione Supereroi Acrobatici per la quale sei responsabile nazionale? Allora, la nostra associazione si occupa di portare un sorriso ai bimbi che sono ricoverati negli ospedali pediatrici di tutta Italia. Lo facciamo sin dal 2016 e ormai sono più di 300 gli ospedali che abbiamo visitato. Ecco, lo stiamo E lo vedendo, facciamo con... no, queste invece si riferiscono all'Abbio, i supereroi, mi collego ovviamente alla regia, i supereroi in corsia, li stiamo vedendo, raccontaci tu Alessia. Cosa facciamo? Ci caliamo dai tetti degli ospedali pediatrici e visitiamo i bimbi, si vedono dalle finestre, li state vedendo anche adesso da questa foto, che quando ci vedono sono emozionatissimi e cercano di vedere i loro idoli preferiti. Quella foto E siamo sia è supereroi che bellissima. supereroine. Uh-huh. E poi alla fine della discesa entriamo nei reparti per portar loro piccoli doni, dei libretti, delle mascherine da supereroi per cercare di far diventare anche loro davvero veri supereroi quali sono. Ecco, sicuramente è un momento che i bambini non si aspettano, vedere calare veramente dal vivo un supereroe dai tetti. Assolutamente, assolutamente, per loro è una cosa assolutamente inaspettata. Naturalmente lo sanno, se vedono la locandina appesa, alcuni di loro però magari arrivano da poco nell'ospedale, non hanno visto la locandina, quindi non sono stati avvisati di questa visita e quando dalla finestra vedono questi supereroi è un'emozione immensa, ma anche per noi perché vediamo i loro occhi stupiti, le lacrime di gioia e questo è una piccola goccia nel mare che cerca di migliorare un po' la loro situazione e di portare un sorriso anche alle famiglie che spesso stanno per lungo periodo ricoverate. L'associazione Abbio invece cosa fa, di cosa si occupa e come sta intervenendo in questo periodo delle festività natalizie? Davide Arcidiacono. Abbio fa parte di un grande movimento nazionale nato nel 1978 a Milano ed è da 30 anni attiva qui a Catania nei 4 più importanti presidi ospedalieri della nostra città, quindi il San Marco, il Policlinico, il Garibaldi e il Cannizzaro. Il nostro ruolo dentro gli ospedali è essere dei vicini nel momento dell'accoglienza e della gestione del bambino e delle famiglie durante il periodo del ricovero. Noi a tutti i bambini che arrivano forniamo dei kit di accoglienza che gli danno dei primi materiali, dei primi giochi che permettono loro di vivere e affrontare il momento del ricovero e dedichiamo quotidianamente nelle ludoteche dei diversi reparti di pediatria il nostro tempo per stare vicino alle famiglie e ai bambini. Noi nasciamo per stare vicino ai bambini emato-oncologici nel reparto del Policlinico, ma poi abbiamo esteso la nostra attività a tutti i reparti di pediatria perché per noi non esistono malati di serie A e di serie B, e un bambino in ospedale è comunque un bambino in ospedale. In ospedale con il bambino non c'è solo il bambino, ma c'è tutta una famiglia. Certo. Quindi l'obiettivo di Abbio è stare vicino al bambino e alle sue famiglie, ancor di più nel periodo natalizio, dove le famiglie e i bambini sono sottratti, come dire, al periodo di gioia delle feste e si trovano a vivere un momento di difficoltà. Qui noi organizziamo delle tombolate, organizziamo delle consegne di regali con i nostri volontari che si travestono da Babbo Natale o da Befana a seconda dell'occorrenza, e organizziamo tutta una serie di attività ludiche come ad esempio lavoretti, di fare l'albero insieme piuttosto che creare decorazioni natalizie e quant'altro. Inoltre durante il periodo natalizio c'è anche un altro modo per supportare
le famiglie in ospedale, ed è la nostra raccolta fondi, perché noi raccogliamo fondi per attivare progetti di supporto alle famiglie ricoverate, ad esempio per arredare le ludoteche o per fornire materiale ludico, e quest'anno saremo nei mercatini di Natale di Piazza Università il 20, 21 e 22 dicembre, proprio per raccogliere fondi, e chi verrà da noi potrà comprare delle decorazioni natalizie bredizzate Abbio, e il ricavato andrà agli ospedali, alle attività dei volontari in ospedale. Allora invitiamo anche il pubblico a sostenere questo tipo di associazioni che fanno un grandissimo lavoro di servizio per il pubblico. Io so che Davide Arcidiacono ci deve lasciare perché ha un altro appuntamento, quindi lo ringrazio davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi per la possibilità e per l'invito. Salve. Arrivederci. A questo punto passiamo da Alessia, così facciamo anche un po' la conclusione con lei legata a tutte le attività sul territorio. Voi, la vostra attività dei supereroi acrobatici si svolge lungo tutto lo stivale, lungo, diciamo, in tutta Italia, e nello specifico in questo periodo in Sicilia. Dove siete? Cosa avete fatto? In questo periodo in Sicilia saremo in 4 città, proprio a partire da questo weekend fino a ridosso del Natale. Il 14 saremo ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, il 14 anche saremo a Milazzo, all'ospedale Giuseppe Fogliani, insieme all'associazione Acapulco, che porteremo dei regali. Poi il 18 dicembre saremo a Trapani, all'ospedale Sant'Antonio Abate, e il 21 dicembre saremo a Palermo, all'ospedale Cervello. Bellissimo, e allora anche a voi buon lavoro, anche il vostro è sicuramente un lavoro di servizio e di utilità per i bambini, ma anche per le famiglie, che poi questi supereroi acrobatici nella realtà fanno questo di lavoro. Allora, la maggior parte dei nostri volontari sono operatori specializzati su corda, naturalmente per forza di cose dobbiamo avere a che fare con persone specializzate per rispettare tutti gli standard di sicurezza, ma chi si unisce a noi lo fa col cuore, che siano operatori, che siano a terra, e lo facciamo tutti con una grande missione, quindi sì, siamo specializzati su corda, ma lo facciamo anche a terra, quindi specializzati a ci si può unire a noi. A portare sorrisi e energia, l'energia dei supereroi. Grazie Alessia Uccello, supereroi acrobatici, e buon lavoro. Noi torniamo in studio. Ciao, noi torniamo in studio con la dottoressa Moschetto. Allora, stavamo analizzando le cause del Christmas blues, di questa depressione natalizia, più che depressione, di questo disagio emotivo. Quindi ritorniamo un attimo al significato simbolico del Natale, perché a Natale ci sono le gioie, ma ci sono anche i dolori, la tristezza, il senso di inadeguatezza, la pesantezza del sopportare la famiglia, o anche la depressione legata alla solitudine. Ritornando, sì, Eva, al significato simbolico del Natale, e anche a tutto quello che ruota attorno al Natale, no? La famiglia, la gioia, l'amore, la spensieratezza, la felicità. Alcune persone hanno avuto la fortuna fino ad un certo punto probabilmente di vivere anche il Natale secondo questo stereotipo, no? Altre persone purtroppo non hanno avuto questa fortuna, magari sono caratterizzate, sono persone che hanno relazioni caratterizzate da solitudine o relazioni conflittuali, altamente conflittuali, ostili. Per queste persone il sentimento di inadeguatezza è veramente molto forte in questo periodo dell'anno. E quali possono essere anche le cause che vanno a esacerbare questo Christmas blues? Possiamo suddividerle in due grandi macro aree generalmente, alcune un po' più superficiali, un po' più meno profonde, ecco, che possono essere magari lo stress, l'ansia della corsa all'ultimo regalo, la partecipazione ad eventi come cene, pranzi lavorativi, o organizzare cene, pranzi e quant'altro,
o ancora anche la sensazione di tempo che sta per scadere. A gennaio sappiamo tutti che siamo sempre propensi a fare dei buoni propositi, no? Diciamo il bilancio dell'anno. Esatto, quindi anche questo pesa. Esattamente, quindi spesso si arriva magari a dicembre, con la fine dell'anno che sta per arrivare, e si ha la sensazione di non essere arrivati a raggiungere tutti gli obiettivi che si erano prefissati a gennaio. Le cause invece un po' più profonde sono pure quelle più relazionali, no? E che causano maggiore disagio, maggiore malessere. Qui il sentimento fortemente più provato è appunto la sensazione di tristezza o malinconia. Nel primo caso magari per un Natale che non si è mai verificato come appunto quel Natale stereotipato che ci presentano sempre, no? Quindi magari tutte quelle persone che non hanno proprio mai avuto la possibilità di vivere quel tipo di Natale. In altri casi, facendo più riferimento invece alla malinconia, facciamo riferimento a quelle persone che hanno avuto un bel Natale, un buon Natale fino ad un certo punto, poi inevitabilmente qualcosa è cambiato proprio perché sono cambiate le vite delle persone. Basti pensare ad una persona cara che non c'è più, basti pensare a una famiglia magari non più unita come una volta, basti pensare ad altri eventi che potrebbero essere appunto confacenti, come magari la perdita del lavoro o qualcosa appunto che va a cambiare proprio l'assetto delle relazioni profonde in quel momento. Mi dicevi che proprio in sede di terapia all'interno dello studio seduti sul lettino si inizia a pensare di questo disagio, si inizia a parlare di questo disagio emotivo già prima del Natale. E quest'anno tu cosa hai riscontrato? Beh, quest'anno abbiamo iniziato abbastanza presto, perché già dalla fine di ottobre, inizi di novembre, il Natale è entrato proprio prepotentemente in stanza di terapia, molto presumibilmente proprio perché i preparativi sono stati anche anticipati, no? Catania in questo caso era già addobbata a festa a partire dall'1 o dal 2 di novembre. Beh, sui social è Natale già da novembre, esatto. Nelle strade anche, diciamo sui social dai primi di novembre, sulle strade da metà novembre, diciamo non si è aspettato stavo dicendo il Thanksgiving, non si è aspettato il Black Friday, di solito dopo il Black Friday poi si passa al Natale, ma quest'anno esatto. Tutti quanti hanno anticipato, credo anche per motivi commerciali, no? per spingere le vendite, ma ovviamente il contesto influisce anche chi vive all'interno delle città, chi sta sui social, chi vive diciamo in una società in termini generali. Esatto. E allora ti volevo chiedere, ma andiamo in pubblicità, ti anticipo la domanda. All'interno appunto del tuo studio, tra i tuoi pazienti, chi è che ne soffre di più di questo disagio emotivo legato alle feste? Chi è in famiglia, quindi le cause sono legate alla famiglia o le cause sono legate alle relazioni sentimentali? Ne parliamo tra poco. Ritorniamo in studio. Natale, gioia, ma anche tristezza e in qualche caso anche depressione. Ne stiamo parlando in studio con la psicologa Chiara Moschetto, alla quale prima della pubblicità avevo chiesto: in studio tra i tuoi pazienti noti più disagi legati ai rapporti familiari o ai rapporti personali? Beh, sicuramente sono due tipi di relazioni differenti ma che si intrecciano tra loro, e quindi sicuramente la famiglia d'origine occupa un ruolo insomma di nicchia, no? Rispetto a quelle che sono tutte le festività natalizie. Spesso però chiaramente questo si va ad intrecciare anche con tutte le relazioni sentimentali che viviamo nel qui ed ora, e quindi questo potrebbe essere o un elemento a favore qualora appunto la relazione sentimentale sia positiva e quindi riesce magari a portarci fuori da dinamiche che in un certo qual senso ci fanno soffrire un po' in famiglia, oppure di contro potrebbe essere, qualora appunto la relazione non fosse positiva, un aggravante rispetto al disagio e alla sensazione di malessere provata in quel caso. Ad esempio le tante relazioni non ufficiali che in questo periodo inevitabilmente subiscono un ulteriore colpo duro, no? Perché a Natale c'è la famiglia e quindi poi ci si rivede a settembre, no, a gennaio. A gennaio, esatto. E quindi cosa ti esprimono?
Sicuramente proprio questa di cui tu parli è una difficoltà spesso, di cui spesso si parla, di cui spesso si affronta, però potrebbero esserci un sacco di strategie utili sia a fronteggiare questo genere di problematiche relazionali, sia a fronteggiare proprio il Christmas blues in generale. Ok, no? allora diamo i suggerimenti e le strategie per fronteggiare il Christmas blues. Allora, intanto dovremmo un attimo rivedere quali sono le nostre aspettative sul Natale, proprio perché il Natale in un certo qual modo nasconde tutta una serie di bisogni, tutta una serie di aspettative, tutta una serie di esigenze che forse sono un po' infantili. Quando noi pensiamo al Natale pensiamo sempre al Natale che vedono i bambini, quello magico, Sì. quello incantato, quello innevato. Spesso però, se le condizioni di vita nostre attuali nel qui ed ora non sono molto vicine a quel genere di Natale, il sentimento di frustrazione che potremmo provare è veramente molto grande, molto forte, e quindi cercare di rivalutare intanto le aspettative, cercare di fare un'analisi attenta rispetto a quelle che sono le nostre possibilità, sia relazionali che non, e cercare di farne di più realistiche. Mi piace sempre dire ai miei pazienti quando li incontro in studio che è sempre opportuno lasciare questo bisogno un po' infantile del Natale e cercare di costruirne uno un po' più adulto, uno un po' più responsabile, uno un po' più maturo, e si diventa adulti, si diventa grandi quando impariamo a smettere di credere che sia il Natale a portare magia, e si diventa grandi, si diventa adulti quando invece siamo noi stessi a creare, in primis per noi e poi per le persone che amiamo, la magia del Natale. Bello, questa è una cosa bella che hai detto, quindi in qualche modo ci dobbiamo costruire la nostra realtà in base anche alla nostra personalità e a chi ci circonda, alla famiglia che ci circonda, alla famiglia che ci siamo scelti, alle nostre amicizie. Quindi usciamo fuori dagli schemi, se gli schemi standardizzati ci fanno stare male? Esatto, è proprio questo, sta proprio qui il punto, no? Potrebbe essere una strategia utile quella di cercare di creare delle nuove tradizioni senza essere saldamente, ostinatamente attaccati alle tradizioni convenzionali che ci vengono propinate, no? E qui ci ricolleghiamo anche alle aspettative di cui parlavamo prima, cercare di valutare qual è il nostro raggio d'azione e scegliere delle tradizioni che noi stessi creiamo e che poi possiamo decidere di condividere con chi vogliamo, con chi amiamo, con chi vogliamo bene, e questa potrebbe essere già una diversa svolta, no? Una grande svolta. Poi senza dubbio anche l'accettazione, l'accoglienza pure di quei sentimenti negativi. È vero, stare male non piace a nessuno piace provare dei sentimenti di tristezza, di angoscia, di ansia, però un primo passo sarebbe proprio quello di iniziare ad accettare, ad accogliere i sentimenti negativi per attraversarli e anche superarli. Un'altra strategia utile potrebbe essere proprio quella di cambiare prospettiva, cambiare punto di vista. Cioè, se in passato il nostro Natale è stato caratterizzato da eventi o relazioni negative, non è detto che il nostro Natale futuro non possa cambiare ed essere più incentrato sulle nuove relazionalità positive che possiamo costruire. Quindi dobbiamo costruire insomma la vita che vogliamo, la vita a misura nostra, personale, quella che riesce a farci stare bene, e ovviamente questo processo richiede anche un viaggio interiore, immagino che sia focalizzato sulla consapevolezza e sull'accettazione di se stessi. Assolutamente sì, grazie appunto proprio a questo processo di acquisizione di consapevolezza anche di quali sono i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza, possiamo prendere in mano il potere di dare noi il significato agli eventi che più desideriamo.
In questo periodo, e siamo in chiusura, a volte capita di sentire, anche proprio per dati di cronaca, numeri alla mano, il periodo delle festività è caratterizzato in generale anche dall'aumento dei suicidi. Ma cosa succede? Non ci si toglie dalle vite, non si arriva ad un gesto estremo solo perché è Natale, ovviamente è tutto un malessere pregresso che però il Natale acuisce. Esatto, dobbiamo fare proprio questa distinzione. In questi casi il disagio interno, il malessere interno è molto 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 forte e può essere esacerbato appunto da periodi particolarmente difficili come appunto il periodo delle festività natalizie. È bene però tenere presente che le due cose non sono strettamente correlate, no? Il Christmas blues non porta ad una sofferenza così intensa e così profonda, ma quando si verificano questo genere di episodi terribili, chiaramente, si verificano proprio perché c'è di base un disagio ed un malessere molto forte e molto profondo che prescinde effettivamente poi dal periodo natalizio stesso. Come la famiglia o la rete di amicizie, la rete sociale che circonda una persona può intervenire in questi casi, non solo nei casi estremi, ma nel periodo, diciamo, nel periodo natalizio delle feste. Di certo non con le solite domande che si fanno durante i cenoni, ma allora quando ti sposi, quando ti lauri, quando fai un figlio, quando? Beh, sicuramente mantenendo i giusti confini, no? I giusti confini sono sempre la strategia più utile, la strategia più funzionale, proprio perché permette agli altri di sentirsi al sicuro, di non sentirsi invasi e permette anche a noi stessi di creare comunque delle relazionalità più fluide durante il Natale, cercando di mettere quanto il meno possibile a disagio l'altra persona con delle domande un po' trigger, no? Un po' diciamo scomode, esatto, sconvenienti, che a volte sono fatte senza malizia, invece altre volte sono fatte proprio apposta. E allora chi le riceve queste domande? Come dovrebbe rispondere? Come potrebbe rispondere per stare un po' meglio anche se con se stessi, senza offendere chi fa la domanda? Beh, magari rispondendo semplicemente con non è un argomento di cui mi piacerebbe parlare in questo momento. Tante volte il messaggio chiaro, educato, ma che stabilisce appunto la linea di confine è la strategia più funzionale. Rispetto a questo, anche per chi soffre di Christmas blues, cercare di valutare pure quali sono gli eventi ai quali vuole partecipare e quali no, può essere, anche se si tratta di eventi familiari, può essere una strada super funzionale, e quindi impariamo a dire magari qualche no se c'è qualche situazione, qualche condizione situazionale che non ci permette di stare bene. Quindi qualche no in più migliora la vita e ti salva il Natale probabilmente. Sì, assolutamente sì. Va bene, allora non per forza comunque a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, no? Dobbiamo salvaguardare anche la nostra psiche, il nostro benessere interiore. Ultimo argomento, sempre legato al Natale perché siamo in chiusura, magari un argomento un po' superficiale, ma sicuramente è uno dei temi principali: i regali, lo stress legato ai regali, non solo perché si corre, c'è confusione per strada, devi pensare a tutti quanti, ma anche a livello economico. Esatto, esatto. Questo infatti è molto influente rispetto a quelli che sono poi tutte le sensazioni di stress e di ansia, no? Del Christmas blues, quando accennavamo appunto anche alle cause più superficiali, non perché siano meno importanti, ma perché riguardano meno il profondo, no? Però causano delle condizioni di stress non indifferente. Basti pensare che la società capitalistica insomma un po' ci impone, no? Dei ritmi serrati, regali a tutti, ma non sempre è possibile, non sempre è facile. E allora cosa fare? Iniziare. Anche là lavoriamo di strategia. Certo, strategie, valutare quali sono le aspettative intanto della società, ma poi valutare quali sono i propri bisogni, le proprie esigenze e soprattutto le proprie possibilità. Un sorriso in più, un abbraccio in più va bene anche se non ci sta dietro un regalo. E allora rivoluzioniamo
rivoluzioniamo le nostre aspettative legate al Natale, non pensiamo all'immagine standardizzata e stereotipata che ci arriva dai film, dal cinema e dalle pubblicità, ma rendiamo nostro, adeguato alla nostra persona, il Natale e il periodo delle festività. Esatto, un Natale su misura. Natale su misura, mi è piaciuto. Allora possiamo chiudere così, un Natale su misura per tutti. Quindi cogliete i suggerimenti della psicologa che è stata con noi, tra l'altro per la prima volta. Sì, prima intervista in TV, abbiamo battezzato anche Chiara Moschetto allora. Grazie, allora buon Natale Chiara. Grazie a te Eva, buon Natale a voi e buon Natale a tutti. Gli auguri di Natale con i telespettatori ce li faremo magari un po' più avanti. Intanto buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata, grazie.